Io aggiungo solo, io sono Paola Pozzi, sono Presidente della Sesta Commissione, una commissione che ha lavorato per un anno circa e che poi si è fermata per un certo periodo proprio perché c'era questo punto interrogativo: potremmo o non potremmo utilizzare la parola lingua a proposito del piemontese? Voglio soltanto esprimere il mio sconcerto perché noi abbiamo ripreso i lavori e abbiamo varato la legge quando abbiamo saputo che la Regione Veneto aveva promulgato una analoga legge in cui era contenuta la parola lingua e quindi abbiamo detto, bene, se non hanno impugnato la legge del Veneto, allora possiamo procedere tranquillamente anche noi, sicuramente anche la nostra legge potrà andare avanti, avere il suo iter e non rischiare di essere impugnata. Evidentemente ci sono regioni e regionastre, figlie e figliastre rispetto a questo governo. Noi abbiamo quindi adesso condiviso la scelta che è stata fatta dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di ricorrere contro questa, di impugnare l'impugnazione, di ricorrere contro questa impugnazione, e a questo punto pensiamo che bisogna affrontare il problema dove c'è, dov'è, e quindi modificare la legge nazionale che individua quali sono le lingue minoritarie nel nostro paese. In questo modo noi potremo procedere con il nostro lavoro, perché fino a quando quella legge lì non comprende il piemontese e quindi il governo può ritenere che la regione, legiferando in materia linguistica, contravvenga a quelle che sono le sue attribuzioni sancite dalla Costituzione, noi non potremo procedere con la nostra legge. Quindi io, dopo aver tanto lavorato e dopo aver sperato che il nostro lavoro potesse andare in porto in modo indolore e indenne, sono amareggiata perché in realtà, a differenza di quanto è avvenuto in Veneto, per noi la legge è stata impugnata e non ha potuto procedere, quindi ci tengo a sottolinearlo. Paola, devi dire che però il governo era il governo Prodi. Cioè non ci sono figli e figliastri, Io ci so sono che governi. le norme però dovrebbero essere, se siamo in uno stato di diritto, le norme dovrebbero essere uguali per tutti, quindi sì, questo mi fa avere qualche dubbio. Non sempre così, ecco. Sono Carlo Comoli, responsabile di Gioventù Piemontese, che insomma, ha dato una mano nell'estensione del progetto di legge, questo, e del progetto di legge, del disegno di legge della senatrice Giai, che giace al Senato a partire dalla fine dell'anno scorso, proprio per inserire il piemontese nella lista della legge 482. Direi che sono assolutamente d'accordo con i consiglieri che hanno parlato, non per piaggeria, perché poi tutti sono d'accordo con tutti. Il problema è questo, che è una questione di diritti. Il fatto che noi piemontesi parliamo piemontese è normale. Per molti forse sembra meno normale il fatto che la lingua debba essere riconosciuta, ma questo è un passaggio fondamentale, perché il piemontese è una lingua minoritaria, cioè una lingua meno diffusa, non è una lingua di Stato, noi non siamo come i francesi, i tedeschi o gli italiani, siamo una popolazione che parla la lingua minoritaria all'interno dello Stato italiano. È fondamentale per mantenerla e per farla crescere, per avere un riconoscimento ed essere inseriti nelle legislazioni statali che già ci sono. In questo caso la legge 482 del 99. In questo senso vanno i due progetti di legge, quello della senatrice Giai e il 629 che è stato depositato in Consiglio regionale in questi giorni, che è fondamentale. È importante anche perché segna manda un segnale politico, se vogliamo, un segnale positivo verso il Parlamento nazionale di porre rimedio a questo gap democratico, a questa carenza, perché non è concepibile, anche solamente a livello numerico, che 3 milioni di piemontesi, parlanti piemontesi, siano esclusi da una legge che esiste da 10 anni, mentre sono ricomprese nella medesima legge minoranze molto più piccole. Va bene tutelare le differenze e più una lingua è piccola e più difficoltà,
e quindi va bene, anche mio nonno era valser, e quindi insomma so anche che può essere anche molto difficile mantenere la propria cultura come se veramente in pochi. E non bisogna però dimenticarsi delle minoranze più grandi, come sono i piemontesi. Alla fine del 2007 l'IRES con la Regione Piemonte e con l'Università di Torino ha condotto una ricerca dalla quale emerge chiaramente, come diceva il consigliere Travaglini, che ci sono 2 milioni di piemontesi che parlano piemontese e oltre 1 milione che è in grado di parlarlo. Purtroppo si sente solamente dire ma noi piemontesi sono pochi e quindi chiunque lo parla. Questa è una concezione distorta. Può essere vero in certi contesti, soprattutto urbani tipo Torino, non è vero in assoluto. Abbiamo il dovere assolutamente di mantenere quella che è la nostra identità e di farne partecipi anche quelli che vengono in Piemonte. Per chiudere, l'anno scorso in Catalogna, la regione della Catalogna, la Generalitat, ha attivato circa 1500 corsi di catalano per immigrati. Questo secondo me è un risultato straordinario, intanto per la ratio che è sottesa la cosa, cioè il catalano, la lingua minoritaria, come strumento per integrare e per coinvolgere, per far crescere la società tutta. E poi anche per i risultati concreti, 1500 corsi in un anno sono tanti. Noi in Piemonte non siamo ancora arrivati a questi punti, però, come penso diceva Lao Tse, anche un lungo percorso comincia con un solo passo. E quindi anche il ricorso alla Corte Costituzionale, che è doveroso, segna un pochino un punto di partenza. Il ricorso alla Corte Costituzionale è il progetto di legge 629. Da questo punto in poi insomma, cercheremo di farci valere democraticamente attraverso le nostre istituzioni. Bene, ci sono domande, quesiti? Interventi? O è tutto chiaro? Ma l'unica cosa intanto che poi ci pensa, c'è una cosa abbastanza interessante. Secondo questa ricerca, il 72,9% delle persone interessate a una possibile valorizzazione della lingua piemontese sono state favorevoli all'insegnamento facoltativo della lingua piemontese nelle scuole, anzi per esattezza il 52,4% è favorevole e il 19,5% abbastanza favorevole, che significa che c'è comunque anche un aspetto molto rilevante che riguarda una disponibilità non soltanto a parlare il piemontese, ma a farlo vivere anche come una lingua che si trasmette, che ha i processi che sono stati avviati rispetto a alcuni cerchi di minoranze linguistiche già citate, come gli occitani, i valsero e il franco-provenzale, perché già in Piemonte ci sono gli sportelli linguistici, già lavorano moltissimo anche in molte comunità, proprio, e anche a livello scolastico per tenere in vita una lingua che, come sapete, se non viene parlata e praticata non può avere un grande futuro, evidentemente, anche se qui parliamo chiaramente di quasi oltre i 2/3 degli abitanti di tutto Piemonte. Se non ce ne sono, vi ringraziamo per la vostra cortesia.